trissinese con il numero 1 Tommaso Belgiovane, il portiere di riserva. Il Valdagno gioca con la formazione tipica, in porta il numero 10 Richignata, poi Diego Nicoletti con il numero 2, il 5 Carlos Carlito Nicoli è capitano, il numero 6 Plattero e Nicoletti, e c'è subito l'assist dentro di Carlos Nicolia, è appostato come un falco il numero 57 Mati Plattero, l'argentino, però Nicolia gli impedisce il tiro e ancora è qui. Ancora un assist di Carlos Nicolia dentro per Massimo Tatarani, che quindi incrementa il proprio bottino. Cercano di liberarsi per il tiro i giocatori valdagnesi. Palla dentro di Carlos Nicolia. Abbiamo visto anche una deviazione, temiamo proprio di sfortunatissima, di Angelo De Palma con il patino, e quindi di esperienza. Non si fa pregare poi Diego Nicoletti nell'andare al tiro e riesce a trovare il pertugio giusto tra palo e portiere, un po' coperto in confronti del capocannoniere del campionato, che però qui nulla può, perché Mattias Plattero tira praticamente un rigore da fermo e mette una pallina impossibile nel 7. La riantezza, riparte Victor Bertranga di fronte Carlos Nicolia, va al tiro e c'è subito il gol da parte del numero 35 bianco-verde. Dunque dopo 2 minuti e mezzo di gioco la rete da parte di Bertrand, molto a lato della porta, difesa da Richignata del palo destro. Carlos Nicolia l'alza e schiaccia. L'alza e schiaccia di Carlos Nicolia, che finisce alla sinistra di Belgiovine. Dunque Valdagno con il suo capitano, il numero 5 Carlos Carlito Nicolia. Adesso Victor Bertrand va, Tatarani tira praticamente un rigore da fermo, non lo contrasta nessuno, e quindi annotiamo a 18:08 alla fine di questo secondo tempo anche il gol di Massimo Tatarani. Dunque anche per l'attaccante Tatarani cerca di andare alla conclusione e c'è il gol. Vediamo, no, vediamo a chi viene attribuito. La deviazione era stata di Massimo Tatarani, sfortunato in questa occasione Tommaso Belgiovine. Ancora la pallina alta, termina qui questa partita tra Giovinazzo e Valdagno che, ribadiamo il risultato, vince per 8-1 nel primo tempo. Plattero, Tatarani, l'autogol di Angelo De Palma, Nicoletti e poi ancora Plattero. Nel secondo tempo Giovinazzo che va a segno al secondo minuto con Victor Bertrand, poi Nicolia e una doppietta di Massimo Tatarani, il materano esemplare, che quindi migliora il suo score nella classifica cannonieri. Una bella partita.